E ora parliamo di Armenia, quale ponte tra Oriente e Occidente, e di un'associazione trevigiana, Blue Knowledge, che in questi giorni è stata protagonista al Festival del Cinema di Venezia. La Mostra del Cinema di Venezia dà voce alle donne armene. Presentato nello spazio della Regione Veneto nel corso della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, il lungometraggio Sishu, La via della vita, un progetto cinematografico promosso da Marco Polo Project, realtà veneta impegnata nel creare ponti culturali tra Oriente e Occidente. Reti culturali create grazie alla forza di Orietta Trevisanato, veneziana, imprenditrice prima nel settore del mobile e oggi nel campo sanitario con la clinica Blue Medical Center di Godega di Sant'Urbano. Al suo fianco Daria Garekani, filosofa e sociologa di origine iraniana che da 40 anni vive in Italia. Un anno lungo che è iniziato nel 1992 e che poi per un caso della vita ho avuto modo di conoscere Daria e che ci ha portato a scoprire l'una per l'altra un'idea. Veramente è un cammino che hanno cominciato due amiche, si sono viste, parlate, comprese, due donne che vengono da due lati quasi opposti del mondo, che hanno questo progetto, come anche ieri avevo accennato, di fare qualcosa molto al femminile. Abbiamo scelto la nostra regista, una donna armena, iraniana, perché noi vogliamo portare anche la voce delle donne silenti di quella parte del mondo. E spero che veramente in questo progetto e la bellezza di Venezia ci farà finalmente parlare noi donne dell'altra parte del mondo. Sarà Venezia, crocevia di culture e saperi, a far da sfondo al progetto. Un lavoro che è un elogio alla multiculturalità e alle donne. Anayat Bad è infatti la regista che dirigerà le riprese non appena il progetto sarà concluso. Scopo della conferenza stampa infatti far conoscere il progetto con l'obiettivo di sostenere la cultura armena, anche grazie alla partecipazione degli imprenditori italiani che vorranno aderire all'iniziativa. Vi ringrazio quello che voi state condividendo per questo progetto, questa bontà che state condividendo, mi dà questa idea che questo progetto avrà il successo. Quando sono passata nelle calle veneziane, in diversi vicoli di Venezia, mi è venuto, guardando solamente le finestre e le porte, un desiderio di perdermi in questa bellezza. Perché tutto il mondo conosce la bellezza turistica di Venezia, ma quello che mi ha lasciato forse stupore, mi ha stupito, è quella superficie di amore e la vita nella Venezia. Vedo un calore a Venezia che lo conoscevo. A patrocinare l'iniziativa anche il Comune di Venezia e la Regione Veneto. Quale luogo migliore rispetto alla meravigliosa città di Venezia, conosciuta in tutto il mondo appunto come crocevia di culture e di identità diverse, luogo di incontri. Quindi direi che è il viatico migliore per questo progetto, che vede la Regione Veneto sicuramente vicina, perché sappiamo come attraverso il cinema e le produzioni cinematografiche si crea un veicolo di crescita per tutto il territorio da un punto di vista culturale, ma anche un indotto importante dal punto di vista economico.